Benvenuti tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro amato club. Restate aggiornati con il Napoli. Kevin De Bruyne è il primo acquisto estivo del Napoli. Un'operazione straordinaria, orchestrata dietro le quinte da Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis, che hanno previsto la concorrenza di diversi club europei e l'assalto dei ricchissimi club arabi e americani, pronti a offrire cifre insostenibili. Determinante è stata anche la volontà del giocatore, che ha sposato con tutto il cuore il progetto Napoli, dalla città all'aspetto sportivo, da sempre fondamentale per lui. I canali ufficiali dell'SSC Napoli hanno riportato le prime dichiarazioni di KDB da nuovo giocatore del Napoli. Sono un vincente. Voglio vincere le partite. Sono sempre stato così. Odio perdere. La squadra ha vinto lo scudetto l'anno scorso, quindi è in Champions League. Penso che possiamo fare grandi cose insieme. La squadra vuole vincere, è ambiziosa. È una buona squadra. È stato un buon progetto per me e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ricordo che i tifosi erano molto rumorosi, un po' pazzi. Ma va bene così. Credo di aver capito un po' il Napoli, il modo in cui tifano per la squadra. Era qualcosa di cui volevo far parte. All'inizio forse bisogna abituarsi un po', ma se in tanti tifano per la squadra, si crea una bella atmosfera e dovremmo riuscire a ottenere dei risultati. Conosco Romelu da quando avevo 13 anni. Mi ha parlato molto bene della squadra, della città, quindi non vedo l'ora di fare qualcosa insieme. Romelu e Driss conoscono molto bene la città, possono spiegarmi come funziona, com'è la gente, com'è vivere qui. Ma io capisco un po'. Certo, devo abituarmi, devo imparare un po' di italiano, ma sono emozionato. È una novità per me. Ho trascorso 10 anni in Inghilterra, ma penso che sarà una grande esperienza per me e la mia famiglia. Non vedo l'ora. Cari tifosi, sono qui per vincere. Forza Napoli sempre. Lasciate un like al video così che YouTube vi avvisi dei prossimi video sul canale. Grazie. Continua. Il Napoli sogna il futuro dell'attacco e, secondo il quotidiano La Repubblica, farà almeno un'importante mossa in attacco. Una delle proposte più interessanti riguarda Darwin Núñez. L'uruguaiano, quasi 26enne, è alla ricerca di un ritorno dopo una stagione deludente al Liverpool. Arrivato ai Reds per 100 milioni nel 2022, non ha soddisfatto le aspettative, ma vuole continuare da protagonista nel calcio europeo, rifiutando offerte provenienti dalla Lega Saudita. Le sue qualità fisiche e la sua velocità si sposano perfettamente con lo stile di Conte. Il direttore sportivo Manna ha già contattato la squadra del giocatore per analizzare la fattibilità dell'operazione. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Núñez è un buon nome per il Napoli? O no? Mi piacerebbe sapere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!